60 secondi, dici un po' chi sei. Sono Andrea, ho 25 anni, lavoro come full stack developer per un'azienda da San Gaetano, PAT SRL, sotto il gruppo Zucchetti. Mi occupo principalmente del prodotto di gestione ticketing, però inizialmente ero sul prodotto CRM, quindi gestione contatti anagrafiche. Poi ho spaziato un attimo e mi hanno messo anche sull'altro prodotto. E niente, mi piacciono tanto i computer, perché se no non avrei fatto questo tipo di lavoro. Soprattutto andare a creare delle applicazioni partendo da dei testi, effettivamente. Quindi partendo da del codice, ottenere un risultato che sia tangibile, non solo per me, ma anche per altre persone. Tu sei uno sviluppatore, sei un programmatore, come ti inquadri precisamente? Sviluppatore full stack. Questo è il tuo ruolo principale, Sì. che consiste prevalentemente. Praticamente gli sviluppatori si dividono tra back-end, front-end e i full stack. Tendenzialmente il back-end, sviluppatore back-end, si occupa di tutte le interazioni che ha il codice, l'applicativo, che può essere un'applicazione o un software per PC o un sito, con la base dati, con il database. Quindi si occupa di tutti i processi di business, di tutte le interazioni col database, mentre per quanto riguarda il front-end è più improntato sulla parte di user interface e user experience, quindi tutta la parte che riguarda quello che effettivamente l'utente vede. Full stack fa tutto, cioè quando ci arriva un task, quindi una CR di un cliente oppure una CR interna per progredire con lo sviluppo del progetto, tendenzialmente ci viene affidato un task che copre sia la parte di back-end sia la parte di front-end. Quindi io parto da comunicazione del prodotto al server, il server che parla col database per l'estrazione dei dati, fino alla parte di user interface e user experience. Quindi andare a implementare effettivamente a livello visivo quello che poi l'utente dovrà andare a utilizzare. E tu parti da qualcosa che già c'è o parti da zero nel iniziare a sviluppare? Allora, funzionalità nuove, tendenzialmente si parte pseudo da zero, nel senso che ci viene dato il concept, viene analizzato dal mio responsabile o chi per esso, che riesce a fare più o meno una mini roadmap per definire quali sono le cose che dobbiamo andare a fare effettivamente, e in base a quello, bene o male, si costruisce più o meno da zero. Più o meno da zero perché le basi ci sono già, quindi andiamo a riutilizzare comunque parti di codice che abbiamo già scritto, banalmente per comunicare con il database. Quindi quando dobbiamo andare a prendere dati non è che ogni volta riscriviamo sempre le stesse cose. Abbiamo dei metodi che abbiamo già scritto, li andiamo a riutilizzare, banalmente. O anche la parte di front-end, i componenti che andiamo a utilizzare vengono presi da un framework, nel nostro caso è XNet e Next.js. Utilizziamo quelli, li andiamo a disporre nel modo più corretto possibile, magari si fanno delle modifiche con JavaScript, HTML, ma proprio delle cose minimali. È raro che andiamo a fare cose così tanto spinte. Oppure ci sono CR che banalmente si parte da una base che tu hai già tutto. Tendenzialmente sono quelle dei clienti, quindi per esempio abbiamo un flusso logico per l'invio delle campagne newsletter di fine anno a dei contatti sul CRM, e magari quel cliente ci fa una richiesta e ci chiede però io voglio che la lista dei contatti sia filtrata in un determinato modo, con dei filtri aggiuntivi, che siano solo determinate persone perché mi va bene quello. Quindi là si parte dalla base che abbiamo e le andiamo a fare quelle piccole modifiche che ci vanno a richiedere. Quindi fondamentalmente voi vi interfacciate quasi quotidianamente con i vostri clienti che lavorate per capire quali sono le loro necessità. Allora, tendenzialmente no. Ok, Non esiste un vero e proprio rapporto tra sviluppatore e cliente nella nostra azienda. Noi ci interfacciamo principalmente con il PM, che è il project manager, e è lui la nostra figura di riferimento, è lui che parla con i clienti, definisce quali sono le richieste che ci hanno fatto, poi quelle richieste passano al mio responsabile tendenzialmente, che va a fare un'analisi anche per vedere la fattibilità, perché molte volte ti chiedono cose che a pratico non si possono fare. E poi noi andiamo a mettere giù effettivamente il codice e facciamo un rilascio.
Nel momento del rilascio poi il cliente, se ha problemi, ci apre dei ticket, ma comunque passano sempre per il project manager o l'help desk di primo livello. Ci sono rari casi in cui comunichiamo direttamente con il cliente, magari per problemi molto grossi in cui l'help desk di primo livello non riesce a risolvere il problema, modifiche da codice, o banalmente, succedono molto spesso in realtà, ci vengono fatte delle richieste dai clienti che non vengono interpretate nel modo corretto, quindi noi magari sprechiamo una settimana di lavoro di tutte le figure, andiamo a implementare qualcosa, gliela rilasciamo e il cliente ci dice ma questo non è quello che vi avevo chiesto. Allora in quel caso, vabbè, cerchiamo di capire dove è stato il problema principale, però se sono problematiche grosse, anche problemi di sicurezza, molte volte comunichiamo direttamente con il cliente. E voi avete clienti di tutto il mondo, immagino. Vi interfacciate quindi con diverse realtà, anche diverse mentalità, anche modi di vedere le cose Completamente diversi. anche diversi, quindi è molto importante magari la figura del vostro project manager nel veramente capire quali sono le esigenze, Esatto. le vere esigenze, le richieste giuste, perché si possono magari malinterpretare. Voi che linguaggi di programmazione utilizzate? Allora, attualmente in azienda io utilizzo VB.NET, Visual Basic.NET, in particolare col framework 4.8 di Microsoft, sperando che tenga botta ancora per un po', perché non si sa bene che fine farà. E poi per la parte di front-end utilizziamo il classico HTML, CSS e JavaScript, per i prodotti di punta. Poi c'è un mini prodotto che non so per quale grazia divina mi è stato affidato, che quello è fatto in Angular, che è la parte per i survey, sia sulla parte di ticketing che CRM. Quindi viene mandato un survey al cliente con vari tipi di risposte e tutto, quello là è stato sviluppato completamente in Angular. Il linguaggio di programmazione non è più JavaScript, è TypeScript, e utilizzo sempre l'HTML, al posto del CSS vado ad utilizzare l'SCSS, che è un CSS semplicemente, come si può dire, elaborato. Leggermente modificati, insomma. Sì, è un po' più complesso, ti permette di fare molte customizzazioni, è molto potente, però deve essere compilato, perché da solo il browser non riesce a capirlo. Quindi il compilatore lo prende, lo compila e alla fine lo trasforma in un CSS normalissimo. Come ti documenti, come ti informi per restare aggiornato con i tempi, con l'elettronica è un mondo velocissimo, l'informatica è un mondo velocissimo, quello che si fa oggi diventa già vecchio domani, quindi è un mondo velocissimo. Come fai a tenerti al passo con i tempi? Vabbè, è complicatissimo, appunto perché stiamo andando avanti in maniera molto rapida, quindi è davvero complicato rimanere aggiornato su tutto. Per quello che faccio io mi concentro più che altro sulle tecnologie che utilizzo quotidianamente e magari su delle cose che voglio andare a sperimentare. Non riesco praticamente mai a rimanere al passo con tutte le cose. Per esempio, framework di React che io non utilizzo, magari mi arriva la notizia che è uscita una nuova versione, però la lascio un po' in sordina perché non utilizzandolo me ne faccio poco di quell'informazione. Perché è un po' complicato il settore della programmazione, perché anche se rimani aggiornato, comunque ti richiede tanta pratica. Io posso sapere anche di una roba che utilizzo effettivamente, è uscita una nuova versione, sono state fatte delle modifiche, però se poi in ambito lavorativo o nel mio tempo libero non mi metto là con la testa a provarci, a fare dei test, a vedere come funzionano, cosa è cambiato, se mi dà vantaggi o se mi dà svantaggi rispetto a quello che stavo facendo, me ne faccio ben poco di quella notizia. La pratica fa tanto, bisogna mettersi là per bene su ogni notizia a capire. Tendenzialmente comunque tramite forum, ci sono canali su Telegram, forum come Stack Overflow, come GitHub, trovi parecchie informazioni, oppure newsletter. Quindi vai sul sito di documentazione di quello che ti interessa di più e ti iscrivi alla newsletter. Per esempio, ultimamente io mi sono iscritto a quella di Fontawesome, che è un servizio online per la gestione delle icone. Quindi ti danno un pacchetto di icone, versione gratuita, pro, eccetera. E io mi sono iscritto alla loro newsletter, quindi ogni nuova versione mi mandano la newsletter, mi dicono cosa è cambiato, cosa non è cambiato, cosa hanno implementato. E questa cosa mi ha dato il vantaggio
su un loro nuovo progetto che è WebAwesome. Praticamente sono passati dal costruire solo le icone a costruire dei componenti UI direttamente integrati con le loro icone, che è una cosa stupenda, dovrebbe essere uscita in alfa poco tempo fa, e grazie alla newsletter sono riuscito a partecipare a un webinar, che per fortuna era fuori dal mio orario lavorativo, quindi sono riuscito a approfittarne, e guardando il webinar hanno fatto un bel lavoro. Cioè, partecipare ai webinar ti fa vedere tantissime cose, quindi io ne approfitterei. Con i colleghi c'è scambio reciproco, c'è aiuto o ognuno ha dei progetti da seguire, dei clienti da seguire e non c'è interconnessione tra di voi? Allora, c'è molta interconnessione, perché comunque siamo un team, quindi l'obiettivo finale è che tutti facciano i propri task con l'aiuto di altre persone o da solo per un obiettivo finale che è la riuscita di quel task e il progredire del progetto. I progetti in realtà per noi, come li vediamo noi in azienda, sono i nostri prodotti effettivi. Quindi noi lavoriamo tutti sullo stesso progetto. Poi ognuno segue determinati clienti. Ovviamente nessuno sa di tutti i clienti. Ognuno sa un po' del suo, poco poco del suo compagno di banco, però non riusciamo a seguirli tutti perché sarebbe impossibile. Però c'è tanta comunicazione, c'è tanto aiuto. Molte volte capita su task grandi, che magari abbiamo delle scadenze strette, di lavorare in 2-3 persone sullo stesso task. Quindi devi anche riuscire a coordinarti con le persone per non pestarti i piedi. Nel senso, noi utilizziamo TFS praticamente come repository per il nostro codice. Quindi quando arriva un nuovo sviluppatore o comunque noi che lavoriamo là, deve farsi una get dal server, quindi andare a prendersi tutto il codice che è stato scritto fino adesso, fa le sue modifiche, ci mette un commentino dicendo cosa ha fatto nelle sue modifiche, cosa va a intaccare, se è una fix, se è un'implementazione, se sta facendo un refactoring, e poi andare a cecchinare, quindi tutta la sua parte di codice pubblicarla nel server. Su questa cosa è bello perché abbiamo la repository centrale, è così che funziona tendenzialmente, però se stai lavorando in 2-3 persone sugli stessi punti diventa complicato. Perché non è in tempo reale, non è tipo un Google Drive. No, non è in tempo reale, quindi finché uno non fa il check-in, l'altro è senza quello che gli serve magari, o banalmente stai lavorando sullo stesso file per 2 task diversi, quindi non lo sai neanche, e ti trovi, aspetta che faccio il check-in e poi ti trovi l'avviso, guarda che questo file è stato modificato da qualcun altro. E quindi ti tocca fare un merge. Quindi andare a vedere le modifiche che ha fatto lui, le tue, vedere come metterle insieme in modo che stia tutto in piedi. Non semplice da gestire come cosa. Non semplice, diciamolo così. Poi fortunatamente in azienda noi utilizziamo un metodo agile, quindi abbiamo una gestione a sprint di 2 settimane. Nell'arco di 2 settimane ci vengono assegnati dei task. Tendenzialmente l'obiettivo è finire i task in quelle 2 settimane. E bene o male, una volta a settimana abbiamo una riunione dove condividiamo le cose che sono state fatte, quelle che dobbiamo fare, se abbiamo trovato problemi, dove li abbiamo trovati, più che altro perché capita molto spesso, soprattutto l'ultimo periodo dell'anno, che siamo tanto oberati di lavoro. Quindi trovare quel momento, quei 5 minuti di scambio con un tuo collega diventa complicato. Avere questo tipo di riunione ti dà la possibilità di chiedere anche a tutti gli altri un'idea su come poter realizzare quel task. Magari non perché tu non lo sai, però sai che se io lo modifico in un determinato modo posso andare a intaccare la completa applicazione. Quindi ti conviene sentire altre campane prima di prendere una decisione del genere. E vi trovate a lavorare su più clienti, su più progetti in contemporanea o di solito lavorate su un progetto, lo terminate e passate ad un altro? No, è praticamente impossibile avere una gestione di questo tipo, perché visto che facciamo anche da helpdesk di secondo livello, Arriva a manetta, tutta cose. sì, è molto facile che tu stai sviluppando un task, poi ti arriva la mail urgente da un cliente che ha un problema, quindi ti devi collegare dal cliente e risolvere il problema, torni per di là, poi arriva l'urgenza, controlli l'urgenza, banalmente ti blocchi anche sul task che stavi facendo perché ti mancano delle informazioni.
capitato in una CR di un cliente, magari ti mancavano le informazioni di come voleva effettivamente rappresentare la cosa UI, tu hai fatto tutto lo sviluppo, te lo salvi, lo tieni da parte e inizi con l'altro, poi magari ti arriva la mail con i chiarimenti e ti tocca fermare il secondo che stavi facendo e riprendere il primo. Devi essere tanto rapido negli scambi, anche perché magari passi dall'ultima versione alla versione di sviluppo a 4 versioni fa, a versioni di 10 anni fa. C'è un cliente che ha il CRM, che ha una versione vecchissima, che funziona solo su Internet Explorer, che fatalità lo seguo io, e là diventa ancora più complicato perché devi andarti a vedere il codice di 10 anni fa, scritto da persone che non sono in azienda ormai da 8 anni, capire cosa volevano fare, trovare dov'è il problema e poi risolverlo. E poi magari ripassi a un altro cliente che ha l'ultima versione. Servono diverse qualità in questo lavoro. E tra tutte, secondo te, quali sono le più importanti? Problem solving sicuramente. E ti direi multitasking. Queste secondo me sono le due essenziali. Che se non hai, non fai questo lavoro. È difficile perché ti può portare all'esaurimento nervoso molto velocemente. È un lavoro delicato, cioè devi esserci portato. Può non sembrare, perché banalmente vedo anche i miei genitori che mi vedono arrivare stanco e esce la solita battuta, ma tanto sei seduto sulla scrivania. Effettivamente poi ho notato a molti sembra così, però poi diventa tanto complicato perché stare seduto 8 ore con solo codice davanti e magari mail di clienti che ti arrivano, ticket da guardare, mail dai PM perché ti segnalano dei bug sulla versione interna, collegati al cliente, poi esci, ritorni sul codice, alla fine delle 8 ore, fidati, sei distrutto. Quindi multitasking è tanto importante, problem solving anche perché noi alla fine della fiera lavoriamo con problemi. È il nostro lavoro, perché se non ci fossero problemi, una volta finito il progetto, non avresti più niente da fare. Quindi i bug ci sono, ci saranno sempre. È difficile scrivere codice senza bug, soprattutto al primo colpo. Quindi problem solving serve tantissimo. Quali sono le cose che ti piacciono di più del tuo lavoro e quelle che magari ti piacciono un pochino meno? Ma allora, un pochino meno difficile da dire. Potrebbe essere forse l'interazione con il cliente. Perché non mi piace troppo come interazione, non tanto perché devo parlare con il cliente, ma perché parliamo due lingue differenti. Io sono tecnico, quindi tendenzialmente parlo in maniera tecnica e magari faccio fatica a farmi capire a lui, e il cliente di controparte che non sa magari niente, non ha una base tecnica, prova a esprimersi al meglio delle sue capacità, però magari io non sono in grado di comprenderlo al 100%. Quindi forse quella è la nota negativa, però è più un problema principalmente mio. E infatti sto provando un po' a lavorarci su questo conto perché comunque è da risolvere. E la parte invece più interessante, secondo me, è che puoi affrontare tante tematiche nel giro di pochissimo tempo. Riesci a spaziare tantissimo. Poi la nostra azienda, per fortuna, ti dà dei benefit, che sono dei corsi. Noi utilizziamo Udemy, non so se hai presente. È un sito online dove puoi trovare delle video lezioni che alla fine ti danno un attestato, un badge, o che ti preparano banalmente a dei corsi più avanzati. E quindi ti dà la possibilità l'azienda, dopo l'approvazione da parte del responsabile, di partecipare a questi corsi anche durante l'orario lavorativo, nei 10 minuti che non hai niente da fare, che capita molto raramente, però capitano, ti metti là magari e inizi a guardarti il video, inizi a sperimentare con tecnologie nuove e questo secondo me ti dà una possibilità di dire sempre la tua o comunque di dare delle opzioni differenti a quelle che potrebbe dare magari una persona che lavora nella tua stessa azienda da 30 anni, che però è vincolato al codice che utilizziamo adesso, alle tecnologie che stiamo utilizzando adesso. E non sto dicendo che è sbagliata la sua cosa, anzi, molte volte sono le strade che andiamo a percorrere perché giustamente ha molta più esperienza, però
secondo me riesci a dare il tuo contributo anche su tecnologie nuove. Sono comunque corsi estremamente verticali. Sì, a meno che non fai un corso di clean code che ti dà proprio le basi per dire come scrivere il codice in maniera più pulita possibile, senza andare a sovracomplicare le logiche, che quelli sono orizzontali. Non dipende neanche dal tipo di linguaggio di programmazione, bene o male gli approcci sono sempre quelli. Se no tutto il resto è molto verticale. Punti a migliorarti in una skill specifica. Banalmente, io adesso sto facendo un corso per diventare Scrum Master. Scrum è un altro tipo di processo agile. Quindi io sto cercando di diventare quella figura che attualmente non c'è all'interno della mia azienda, però mi piacerebbe comunque avere quel tipo di certificazione. E in contemporanea sto facendo un corso di UI e UX che mi aiuta moltissimo, soprattutto perché io preferisco la parte di front-end rispetto alla parte di back-end. Quindi mi sta dando una grandissima mano a capire le esigenze effettive del cliente. Perché secondo me il problema di molti sviluppatori, tra cui anch'io, è che la vediamo tanto tecnica, quindi nel momento in cui mettiamo fuori un'interfaccia grafica, non andiamo a pensare che possa essere troppo complicata per un utente medio, perché la andiamo a vedere con degli occhi di persone che hanno scritto quel codice, sanno alla perfezione come funziona e sanno alla perfezione come funzionano praticamente il 90% dei siti web. Quindi per noi anche la cosa che ci può sembrare più stupida magari diventa complicatissima per l'utente medio. Quindi corsi del genere ti fanno vedere le cose in un'altra prospettiva. E nel vostro team avete persone che sono tutte quante più o meno sulla stessa età e tutte quante che si aggiornano costantemente o avete differenze di età? Allora, abbiamo differenze di età relativamente grandi. Banalmente nel mio ufficio siamo in 7. Abbiamo 4 persone che hanno tutti più o meno la stessa età, il mio responsabile che ha 35 anni, e poi ci sono altre 2 persone che sono tra i 40 e i 50, quindi comunque c'è una differenza importante tra me e loro. Però siamo tutti in costante aggiornamento, perché dobbiamo esserlo. L'informatica ti vincola ad essere sempre aggiornato, perché se no come programmatore puoi andare bene anche con tecnologie relativamente nuove. Prendiamo l'esempio di Angular, ok? Se fra 3 anni Microsoft di turno decide di chiudere il progetto Angular e tu non ti sei tenuto aggiornato su nuove tecnologie, non hai provato nulla di nuovo, ti trovi con le pezze al culo. Detta proprio papale papale. Quindi dobbiamo essere sempre tutti aggiornati, sempre tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Infatti quel cliente specifico trova difficoltà anche il mio responsabile a seguirlo, come trova difficoltà anche il mio collega che ha 45 anni, perché non è proprio un concetto di età o da quanto tempo fai quel lavoro, è che comunque andando sempre avanti, anche col modo in cui scrivere il codice, tornando indietro fai fatica, soprattutto se c'è uno stacco così tanto netto. Quindi tecnologie diverse, tecnologie vecchie, e diventa complicato anche per persone che hanno tanta esperienza. Ci sarebbe qualcosa su cui vorresti lavorare o che ti piacerebbe sviluppare in futuro? Sì, cioè è stato un mio sogno fin da quando ho scelto di iniziare a fare lo sviluppatore, che è sviluppare videogiochi, che sia per mobile o per PC. Mi è sempre interessato come argomento, è stata la cosa che mi ha fatto appassionare così tanto all'informatica, perché quando prima e seconda media, con il PC vecchio di mio papà, magari giocavo ai giochi, non so se hai presente, quelli della Kinder, della Ferrero, che ti Sì, davano il dischetto. sì, quelli che trovavi sulle brioche. Esatto, Perfetto, quelli che erano piccolissimi. esatto, quelli là. Ok. E da là a me è venuto in mente, ma come l'hanno fatto? Cioè, perché? Come sono riusciti a farlo? E da quel momento in poi ho iniziato a interessarmi, a farmi delle ricerche, come si facevano, banalmente le classiche ricerche, come posso fare un gioco? E da là mi sono appassionato all'informatica e per me è sempre stato un grande sogno riuscire a realizzare questo videogioco in particolare, proprio quello della Kinder, perché nella sua semplicità mi ha sempre fatto divertire tantissimo e secondo me potrebbe essere comunque un'ottima base da cui iniziare.
perché è un gioco facile, è un gioco semplice, non ha animazioni particolari come tutti i giochi moderni, quindi potrebbe essere un'ottima base. Quindi se devo scegliere una cosa ti direi quello, un videogioco sicuramente. E al di fuori della tua azienda lavorativa fai anche qualcosa, cioè programmi, sviluppi altri software, altre applicazioni per tuo interesse o no? Sì, diciamo che ho parecchi amici che magari hanno aziende o cose del genere o attività che hanno bisogno magari di una mano per fare un mini programmino. Allora, visto che a me piace, perché se no non farei questo tipo di lavoro, se riesco nel tempo libero gli do una mano, gli faccio magari il programmino, gli faccio una pagina di un sito web, giusto per aiutare e perché così ne approfitto e riesco a migliorarmi sempre. O banalmente adesso ho iniziato a farmi la mia palestra in casa e per segnarmi gli allenamenti e cose del genere sto iniziando a sviluppare un'applicazione mobile. Ce ne sono un miliardo fuori, perché ce ne sono tantissime che puoi trovare gratuite dove vuoi, però io ho detto, lo so fare, perché non me la faccio come voglio io, come dico io, con le cose che mi interessano davvero. Quindi ne approfitto, trovo quei mini problemi che posso risolvere tranquillamente scaricando un'applicazione e provo a giochicchiare un po', anche perché così riesco a capire nuove tecnologie. Quindi anche l'applicazione per mobile, inizialmente la stavo provando a fare con Flutter, poi da là sono passato a Ionic con Angular. Quindi riesco anche a giocare su cose che mi possono più o meno interessare nel modo più tranquillo possibile, senza darmi scadenze, senza darmi problemi, senza infasciarmi la testa. Anche questo progetto, se lo finisco da qua a 4 anni, non è che mi cambia la vita. Ho comunque il mio foglio di carta dove mi scrivo le cose. Però magari fra 4 anni ce l'ho, mi torna comodo e intanto mi sono allenato. Un software ha diversi passaggi per essere progettato, realizzato. Da dove si parte? Cioè, c'è una vision, c'è una richiesta, c'è un obiettivo dove si deve arrivare? Come funziona? Tendenzialmente le fasi di creazione del software possono essere classificate in 7 fasi, più o meno. Almeno per come la vedo io, poi non so se effettivamente c'è una regola scritta. Però Ok. ti parlo per la mia esperienza personale. Tendenzialmente c'è un'analisi dei requisiti, quindi un'analisi di tutte le cose che bisogna andare a fare. Può essere dovuta da un obiettivo che si vuole raggiungere, una richiesta da parte di un cliente o banalmente un'idea che è venuta in mente a te. Quindi si parte col definire quali sono gli obiettivi, cosa deve andare a fare, come deve andare a farlo. Poi si passa ad una parte di design, quindi si va a definire una struttura del software, sia a livello di codice, sia a livello di tecnologie da andare a utilizzare, sia anche a livello di UI. UI, UX, si mettono giù i primi schizzi per capire come potrebbe venire fuori come applicativo, come software. Poi c'è la parte vera e propria di sviluppo, quindi una volta finita tutta la parte di progettazione, viene definita una roadmap, quindi vengono messi dei task, viene divisa la roadmap in determinati task. Tendenzialmente utilizziamo tipo un Gantt, non so se hai presente, una rappresentazione in arco temporale di tutti i vari task con le loro dipendenze. Un'analisi nel tempo, Sì, sostanzialmente. alla fine è un'analisi del tempo dove vai a mettere in sequenza tutte le varie cose che devi fare, perché magari ci sono delle modifiche o delle cose che devi andare a implementare che hanno bisogno di avere dei requisiti speciali che magari devi fare su altri task. Quindi ti metti proprio un ordine delle cose da fare. Successivamente c'è la parte di test e bug fixing, quindi tendenzialmente non si fa mai testare il codice scritto da uno sviluppatore allo sviluppatore stesso, viene preso un secondo sviluppatore, una seconda figura, una seconda persona, perché sono più propensi a trovare errori. La logica sta nel fatto che se io ho scritto quel pezzo di codice, anche se voglio far di tutto per farlo esplodere, per far venire fuori errori, succede pochissime volte, perché so alla perfezione come funziona e quindi inconsciamente farò tutte le cose corrette per farlo funzionare. Quindi si tende a farlo testare a qualcun altro. Può essere tranquillamente anche una figura non tecnica, che a parer mio è la cosa migliore.
prende una figura non tecnica, così prova anche la UI, la user experience, e là vengono fuori i peggio errori, perché giustamente lui prova a far di tutto per farti venire fuori gli errori. Quindi hai questa fase di test e bug fixing, e poi la parte di rilascio e mantenimento. Quindi vai al rilascio di una versione, vai al rilascio di un prodotto finito, al rilascio di una CR, e sei in uno stato di mantenimento, quindi vengono fuori errori, li vai a risolvere, se no mantieni la situazione così com'è. Il settimo punto, che è quello, tra virgolette, opzionale, è quello della dismissione, che potrebbe esserci, come no, tipo dismissione di versione, oppure veramente ci sono dei preparativi da fare per un aggiornamento a una versione successiva, magari ci sono delle breaking changes, o banalmente il prodotto muore e devi andarlo a dismettere. Esempio, se io faccio un prodotto, prendiamo, visto che ne ho un po' più di conoscenza, un CRM, Ok. e per n motivi fallisce l'azienda, ci sono problemi, vuoi cambiare te direttamente prodotto, andiamo in dismissione. Può essere che non succeda niente, quindi si dismette, si cancellano via tutti i dati, a posto. Nella maggior parte dei casi tu magari ci hai lavorato 3 anni sul software che ho fatto io. E cosa dici? Adesso passo per n motivi, o io non riesco più a starti dietro, tu scegli di cambiare prodotto. Analizziamo un attimo, i dati te li vuoi portare dietro, perché se no hai buttato via 3 anni. Quindi si fa un'analisi di dismissione, si va a vedere tutte le cose che si possono portare, come si possono portare, a te va meglio in che modo, a me magari va meglio farti un'estrazione dal database in Excel. Tu magari preferisci una piccola applicazione che sposti già i dati da un database a un altro. Quindi si mettono in piedi tutti questi sistemi. Questo è un flusso proprio lineare dall'inizio alla fine. Non è mai così, in realtà. Cioè, è così su progetti piccoli, tendenzialmente su progetti grandi o comunque gestiti con metodo agile, tipo in azienda da me, la questione diventa ciclica, perché tu hai il tuo prodotto, che è già stato analizzato 30 anni fa, quindi sai già qual è l'obiettivo del prodotto, cosa deve fare, come lo deve fare. Ti arriva la richiesta di un cliente, e allora tutta la parte di analisi, struttura, quindi design, sviluppo, test, deploy. Però questa cosa è ciclica, perché non ci arriva una richiesta e basta, ce ne arrivano N, o ci arrivano richieste interne. Abbiamo una figura all'interno dell'azienda che si chiama PO, che è il Product Owner, che ha il compito di regolamentare le modifiche che vengono fatte all'interno dell'applicativo, sia richieste da clienti, sia analisi di mercato per capire questa è una killer feature, quindi una funzionalità che è stata implementata da molti competitor, che ha senso avere e che attualmente non abbiamo. Quindi il suo ruolo è andare a identificare quali sono queste modifiche da fare, definire quando dobbiamo farle mettendole in roadmap, fare un'analisi sperimentare un attimo, giusto per capire quali sono le modifiche che dovrebbe subire il prodotto, quindi non è proprio un'analisi tecnica, è più ad alto livello. Però banalmente lui ha anche il compito di scartare o rifiutare le richieste dei clienti. Se il cliente arriva a farti una richiesta che va al di fuori dello scopo del prodotto, quella richiesta viene cassata e a noi non ci arriva neanche l'informazione, perché deve passare il PO. Se il PO dice già no, è no. Lui ha le redini del prodotto, è lui che sceglie quello che va dentro, quello che non va dentro e quando va dentro. Può essere il deploy del prossimo anno, una nuova major, può essere una funzionalità che è talmente tanto grande che andrà fra 4 anni, però dobbiamo iniziare a lavorarci adesso. Quindi ha un compito ben specifico e complicato. Le tempistiche appunto come le gestite? Cioè tipo l'esigenza, la velocità nel fare una determinata funzione, una determinata cosa per un programma. La gestisce il PO, la gestisce il product manager? Allora, tendenzialmente il flusso di lavoro corretto sarebbe il PM prende la richiesta dal cliente e lo scrive in una maniera umana. Il product owner prende quella richiesta, capisce la fattibilità e se ha senso oppure no implementarla nel prodotto e inizia a fare un'analisi un po' più completa.
magari ti aggiunge cose che non aveva pensato il cliente o possibili problematiche. Poi passa al mio responsabile o a chi per esso, che deve fare l'analisi tecnica, che anch'io ne ho fatte un po' durante questi anni che sono in azienda. Praticamente tu vedi la richiesta e ti basi tanto sul codice che hai e si fa una stima oraria di quanto in teoria ci metti per farlo, però non è detto che lo fai te. Quindi tu puoi fare un'analisi, magari viene implementata tra 4 mesi da un tuo collega, quindi devi essere il più dettagliato possibile e dare comunque degli orari non troppo stretti, perché sennò non ci diamo neanche una mano tra di noi. Quindi devi stare un attimo lasco, ma non troppo, perché comunque in base all'orario che tu indichi sull'analisi, poi il cliente dovrà andare a pagare la change. Quindi se stai troppo lasco, il cliente te la può rifiutare. E hai buttato via magari 4 ore di analisi. In media dura tra le 4 e le 5 ore un'analisi tecnica. Altrimenti, se stai troppo stretto, te l'accetta subito, perché vede che costa poco, e poi il tuo collega ti maledice perché sta alla canna del gas per finire una cosa che hai sottostimato. Tendenzialmente, quello che ho fatto io, che faccio tuttora e che mi ha insegnato il mio responsabile, è pensarla del tipo: questa funzionalità la devo implementare io, che sto facendo l'analisi. Come la farei? Perché? Perché non dovrei farla così? Quali sono i pro e i contro? Se ci sono strade alternative? E dire, ok, per esempio, devo implementare un pulsante che tramite quello apra una form custom. Ok, stiamo molto sul vago. Quello che faccio quando mi arriva una richiesta del genere è capire dove sono i punti del codice in cui posso intervenire, dove posso mettere le mani, dove ho la libertà di farlo senza creare problemi ad altre persone o problemi nel codice che c'è attualmente, e dire ok, per fare questa modifica bene o male mi ci vuole una giornata e mezza. Quindi fai conto, 10 ore più o meno. Io dico una giornata e mezza perché so che più o meno io riesco a farlo in una giornata e mezza, però non so se sono io che lo devo fare, magari lo deve fare l'ultimo sviluppatore arrivato, perché non è un task troppo complicato. Quindi teniamo un po' di lasco, di 2-3 ore, da 10 arriviamo a 13. E poi quello sarà quello che poi io dico al resto delle persone. Teniamo le 13 ore. Anche perché così poi si possono fare dei giochetti, finisci prima di fare la roba, il cliente ti ha pagato comunque quel pacchetto e l'altra parte del tempo la puoi dedicare per bug fixing. Quindi senza che il cliente vada a spendere altro, se ci sono problemi sulla nuova feature, occupi tutta la parte che ti era mancata di quella commessa per andare a risolvere i problemi. Quindi te la puoi giocare un attimo così. E l'intelligenza artificiale nel vostro settore quanto forte è? Tanto. È tanto forte, è tanto utilizzata e è tanto comoda. Partiamo dal presupposto che, dal mio punto di vista, l'intelligenza artificiale è uno strumento. Non la vedo come una cosa che andrà mai a sostituire una persona fisica, soprattutto nel mio ambito, perché se va a sostituire me significa che nessuno la crea più, siamo tutti tranquilli. E la vedo tanto di supporto. Io ho fatto dei corsi su Udemy tramite l'azienda sull'utilizzo di Copilot, GitHub Copilot. Praticamente dentro Visual Studio Code, che è un software, un IDE, dove scrivere il codice, hai direttamente la chat integrata che si basa sul codice che stai scrivendo, lo utilizza come contesto, ok? E io per esempio la uso tantissimo per sviluppare quelle funzionalità che sono basilari, ripetitive, che saprei tranquillamente fare, però magari non voglio sprecarci troppo tempo perché ho degli arretrati. Devo finire il prima possibile una CR perché devo farne altre 4, allora vado a utilizzare strumenti del genere che bene o male sono in IA generativa, il classico chat GPT, e quindi mi vado ad aiutare con queste cose, però tendenzialmente sono su robe molto facili, perché se no non riuscirebbe a scrivermi proprio tutto il programma, mettiamola così. Ha comunque bisogno del supporto, anche le funzionalità di base che riesce a scrivermi comunque devono essere ritoccate, perché per n motivi magari non vanno bene nel mio codice, hanno dei problemi,
hanno problemi di performance, quindi vanno comunque ritoccate un minimo. Però ti dà già la base. Al posto di metterci 2 ore, ce ne metti magari 20 minuti. Rifai la richiesta, ti copi il codice, lo modifichi, lo rendi idoneo, lo rendi corretto e poi lasci andare. È uno strumento a vantaggio, insomma. Sì, secondo me per lo sviluppatore sì, è tanto vantaggio. Anche banalmente io adesso la sto un attimo utilizzando per le interfacce grafiche. C'è un sito che è Magic Patterns, che è a pagamento. Praticamente tramite l'intelligenza artificiale generativa riesce a generarti una UI UX interattiva. Per me è molto comodo, ti dico la verità, perché essendo sviluppatore non ho ancora l'occhio critico per la UI. Però ti dà una buona base su cui partire, riesci a farti delle interfacce utente che hanno senso, sono coerenti con le richieste che hai fatto e comunque ti danno un'idea vaga di come potresti effettivamente implementarlo, che secondo me ti dà un gran vantaggio come sviluppatore. Poi ovviamente io mi affido a persone che fanno questo di mestiere, quindi ok, io faccio così, ma magari lo faccio su progetti miei che non vedranno mai la luce del sole. Se devo fare una cosa per il prodotto dell'azienda dove lavoro, non farò mai una cosa del genere. Ci sono delle persone dedicate che sanno alla perfezione come funziona il prodotto, sanno qual è lo stile del prodotto, sanno cosa c'è sotto e vado da loro. Può essere lo spunto per dire guarda, io avevo pensato, usando sto strumento, di fare una cosa del genere, e allora loro ti danno magari dei consigli perché giustamente sono sovraccarichi anche loro. Però non sostituirà mai la persona che fa UI e UX. Mai. E tra 5 anni come lo vedi il tuo futuro? Domanda difficile. Sicuramente farò ancora lo sviluppatore. Spero più improntato sul front-end che sul back-end, quindi smettere di fare full stack, perché preferisco il lato front-end, mi diverto di più. È più creativo, è più dinamico. Te lo senti più tuo? Sì, è proprio più divertente per me. E sono anche più bravo rispetto che la parte di back-end, quindi andrebbe a vantaggio anche dell'azienda se mi mettono solo sul front-end. Quindi spero principalmente quello, e poi magari spero in un avanzamento di carriera. Magari non mi sento pronto allo stato attuale, però spero in 5 anni di ottenere abbastanza conoscenze per dire ok, posso riuscire ad aiutare persone sotto di me, ad avere delle persone sotto di me, quindi a organizzare un team. Quello sarebbe un obiettivo per me enorme, soprattutto a 30 anni. Che cosa consiglieresti a delle persone che si vogliono avvicinare a questo mondo? Allora, dovete esserne veramente convinti. Deve esserci passione, perché è un lavoro complicato, è un lavoro di testa, è un lavoro che richiede tante ore, che ha tantissimi problemi. Nell'arco delle 8 ore può essere che ti vada tutto bene, come non ti va bene niente per una settimana. Quindi bisogna essere pronti a questo, bisogna essere bravi nel capire il problema, prevederlo se si riesce, o comunque essere molto reattivi nel risolverlo. Ci vuole tanto impegno, tanta costanza e bisogna essere proprio sul pezzo per fare lo sviluppatore, devi essere sempre là, concentrato. Anche il tempo libero, buttare quei 20 minuti, quell'oretta per fare qualcosina di tuo, significa tanto e ti dà tanto. Magari puoi essere anche un bravissimo sviluppatore, però secondo me se vuoi superare il tuo livello attuale o se vuoi aumentare le tue conoscenze, devi dedicarci tanto tempo, tanta pratica, tanta costanza. Grazie mille Andrea.